Ovviamente benvenuti, sono veramente felicissima di vedere questi eventi, così portano sempre persone più o meno curiose in questo spazio e poi anche eventualmente fuori nel ghetto ebraico. E questo è un evento particolarmente speciale perché parliamo di Maria Cambara, un'insegnante che ormai diciamo incontra i propri studenti che sono anche genitori, possiamo dirlo, è anche una compagna di merende dell'università della terza età, dove si incontrano per dipingere insieme pittura su stoffa, ma mi ritengo onoratissima di dire che è soprattutto la mia mamma, anzi mia madre, se dovessimo dirlo in questo tema mediterraneo. Cosa dire di mia madre? Ovviamente i quadri parlano da soli, sono quadri che mi hanno circondato fin da piccina, tant'è vero che non vi nascondo che molto spesso quando la mattina andavo a scuola mi ritrovavo anche un po' di pittura sui vestiti, sugli abiti, e così portavo una parte delle tele della mia mamma anche a scuola. Forse oggi direi, forse noi personaggi quali figli siamo usciti dalle stesse tele, perché adesso posso riconoscerne i tratti e i lineamenti tipici mediterranei. E per parlare della mia mamma abbiamo il grandissimo piacere di accogliere la poetessa Anna Maria Farabi, che vedete qui al mio fianco. È un ritorno a Vittorio Veneto perché vi ha lavorato, ma soprattutto ha continuato ad avere collaborazioni con la stampa locale, cioè con il Gazzettino, con la Tribuna, con il Quindicinale, che ringrazio perché è anche il nostro partnership in questo caso. Il discorso di Anna Maria Farabi lo collego moltissimo alla tematica che è il magnetismo della figura, un tema un po' particolare che però è concreto. Magnetismo per me vuol dire, mi riporta al pensiero di una mia cliente che molto spesso entra anche per 2 secondi per vedere il volto dei personaggi che mia madre dipinge, proprio scorgendo negli sguardi delle figure questo magnetismo che la cattura e che la fa avvicinare al quadro ogni volta che passa. Per parlarne meglio però ovviamente passo la parola a Anna Maria Farabi, tenendo conto anche di una cosa molto importante: il richiamo a Vittorio Veneto, quindi anche la cultura locale, ci riporta anche ad Andrea Zanzotto, e da qui passo. Maria, che ci stai un saluto, e emozionato perché ritorno dopo tanti anni qui a Vittorio Veneto, e direi di cominciare con una parola che mi è entrata subito nell'anima durante la telefonata di Linda che mi avvertiva di questo evento. La parola molto piccola che spesso ci ricordiamo ma in maniera consumistica, la parola festa. Facciamo festa a 50 anni dell'attività creativa di mia madre. E allora io ho fatto questi 650 km per Maria Cambara, innanzitutto per così consacrare nella mia spiritualità e nella mia voce pubblica la qualità dell'opera di Maria, e poi entrerò nei dettagli, e poi però anche per dire a voce alta come questa foce che vedete qui di cromatica sia il risultato di un lunghissimo torrente a ritroso fino ad una sorgente che ha praticamente durato 50 anni di questo fiume di minuti, secondi, giorni, e direi con andatura, per dirla con De André, ostinata e contraria, come lei, come tante donne non solo italiane ma insomma a livello di tutto il nostro pianeta, che per lavorare la propria identità e la propria creatività
ha dovuto sacrificare molto del proprio corpo, amando splendidi figli, un marito che io ricordo con grande affetto. E questo va detto perché spesso non si dice. E poi festa anche perché c'è un rapporto bello tra madre e figlia, ed è un rapporto importante che ci dà una testimonianza, e qui parlo da donna alle altre donne, di quanto noi possiamo trasmettere propria creatività in questo caso pittorica, ma ognuno di noi ha una, come dire, ha una luce di creatività, e trasmetterla alla propria figlia, quindi di generazione in generazione. E questo è un esempio bello per un paese fortemente in decadenza. Detto questo, farei due premesse per in qualche modo motivare il mio approccio oggi tra la mia parola e l'opera di Maria. Il mio approccio non è di critica asettica, anche se io ho collaborato con molti pittori e sono entrata in molti cataloghi per pittori. Il mio approccio è questo, e vi racconto un fatto brevissimo di tanti anni fa. Andai in un appuntamento con un pittore, con il quale stavo collaborando, e suonando il campanello mi ha ricevuto un suo assistente che lo chiamavano in paese il maestro cieco. E quest'uomo mi fece entrare in casa, e siccome poi il tempo passava incominciamo a parlare, e a un certo punto mi chiese se per favore poteva sentirmi tattilmente il volto, e da allora poi mi ha portato nel retrobottega del pittore. In questo retrobottega, diciamo semioscuro, lui mi ha insegnato a odorare i colori, a sentire i colori, le polveri, mettere le mani proprio sulle polveri, e mi ha chiuso gli occhi bendata, e a un certo punto, in maniera molto emozionante, mi ha detto: adesso devi sentire i quadri, non li devi più vedere. Per vivere la pittura bisogna partire dal buio, ed è per questo che io servo, dico questo verbo con grande significanza, servire, servo il pittore. Ecco, questo incontro ve l'ho voluto dire perché stare qui in una galleria o in altre gallerie del mondo significa entrare e ricevere i quadri, cioè farli entrare dentro di noi, prima che attraverso la sensorialità visiva, un'altra sensorialità che investe tutto l'organico del nostro corpo. Vi ricordo che un'operazione del genere è stata fatta a Venezia da Renzo Piano per l'amatissimo Emilio Vedova. Ecco, e questi quadri che ci vengono incontro, quindi vi inviterei, dopo le mie parole, ad attraversare questo cammino cromatico di Maria Camara con silenzio interiore, facendoci proprio, ascoltando questo colloquio creativo di Maria. Ecco, a questo punto un attimo di silenzio, e queste energie che entrano in maniera trasversale dentro il nostro corpo, queste energie che provengono da queste opere, credo che debbano essere in qualche modo narrate in maniera essenziale, come dire, lo faccio perché il tempo è poco, attraverso 5 occhielli. E il mio ago di voce in qualche modo cercherà di comporre un filo che attraverserà questi 5 occhielli dell'opera di Maria Camara. Intanto il primo: qui siamo di fronte, qui come nelle altre stanze, a un'arte figurativa, e ora direi che è un atto di coraggio che si fa dopo diciamo 2 guerre mondiali che hanno sconvolto, dopo l'astrattismo, dopo rivoluzioni, dopo tsunami, eccetera. Quindi fare oggi arte figurativa
è o un atto eroico o di coraggio o retorico o di mercato, perché comunque il figurativo, è inutile nasconderselo, vende assolutamente di più che non un quadro astratto. Io credo che invece in questa come dire, narrazione figurativa ci sia dietro una radice di un altro verbo molto importante, è il verbo credere nell'unità della persona. E qui riprendo l'ultima parola di Linda nel richiamo di Andrea Zanzotto, che mi è molto caro innanzitutto come stima totale, poi è stata una figura che ho conosciuto venendo qui, non dico studiato ma trapassato proprio da discepola a maestro. Ma mentre Zanzotto ha esploso diciamo l'io, l'identità, la persona, se posso fare questo confronto tra poesia e pittura, Maria Camara è partita dall'unità espressiva ed è praticamente è fluita sempre nella stessa unità. Lei crede in un io intero. Ecco, questo che cosa significa? Significa che non ha mai perso la speranza della persona, di una persona davanti agli occhi su cui e dentro cui lavorare. Ecco, in questo figurativo l'origine di questo viaggio nasce proprio lì in fondo con un segno espressivo, come vedete, questa madre che è una pianta centrale del rettangolo e in qualche modo avvolge dentro di sé e dietro di sé, davanti a sé, questo grappolo di figlie. Questa è una maternità allarmata, ha un'urgenza, il tempo è febbrile, il mare è denso, è inquieto e ha questa responsabilità. Vedete gli occhi e l'espressione, è allarmata e impaurita, sa solo una cosa, di un io materno, femminile, e il femminile è un altro ingrediente costante, caratteriale, direi in tutta la pittura di Maria Camara, ecco, protettivo. I quadri in fondo sono proprio, in qualche modo segnano come esemplarmente l'inizio della pittura di Maria Camara, questo espressionismo a cui io rimando ad una voce, qualche citazione la devo fare, insomma, non è che mi piace molto, ma davvero va fatto, con Migneco. Io ricordo che a una mostra che avevamo fatto insieme tantissimi anni fa, penso 350 anni fa, qui a Vittorio Veneto, un uomo del pubblico vestito, non mi ricordo il nome, vestito in maniera trascurata, entrò come una freccia, proprio divorando visivamente i quadri, e disse: qui Migneco, che Guttuso, Migneco. Non sono molto d'accordo con Guttuso, perché qui io vedo molto il cuore, la terra, la femminilità, la curva della donna, però Migneco assolutamente sì. Ecco, da questa espressione, di questa forte, di questo segno che marca una femminilità dura ma comunque sempre responsabile, materna, si passa poi a un figurativo levigato. Ecco, ricordo anche i pesci di Migneco, per esempio, lì in fondo, a una linea più morbida, molto, molto levigata, di cui parlerò successivamente, fino a una stilizzazione, e qui rimando a due quadri, questo qui che vedete, e io così studiandoli ho avuto una frecciata con Severini, addirittura nella stilizzazione dell'adolescente, in cui si perdono le curve, e una stilizzazione senza retorica che acquista anche, come dire, gli odori della tradizione del 400-500. Dietro di noi vedremo altre citazioni, Gauguin, e qui dietro a me per esempio, ma Manet, credo lì in fondo, Degas ancora di là, e quindi tutto un popolo di pittura francese della fine 800. Quindi significa comunque che questa donna, oltre a avere energia propria, ha necessariamente studiato nel figurativo, quindi non è nulla di mercato, ma è
un'acqua assolutamente personale e colta. Il secondo occhiello che vorrei dire è una parola che è anche a me molto cara, la drammaticità. La drammaticità che è segnante i primi tratti, vedete questi occhi spalancati, la ragazza che chiama, e quindi sono momenti intensi e di concentrazione di quest'io, e questa drammaticità che si scioglie con gli anni, e questa è una bellezza, perché invecchiando, quando non si spessisce l'io, non diventa infeltrita la maglia della lana interiore, ma diventa più morbida, credo che sia proprio un miracolo e una grazia. E questa levigazione avviene arrivando ad una parola, lo vedete proprio dai volti, da questi volti, che non c'è più dramma, ma c'è un'altra parola, la levità, lo stare bene e con se stessi, in armonia, e con ciò di cui si è circondati, quindi con il creato e con le altre creature. E quindi mi sembra questo un percorso davvero importante anche da un punto di vista di testimonianza personale. Io che conosco insomma la vita di Maria Cammara. Il terzo occhiello è l'eleganza. L'eleganza che non è un bel vestito comprato, ma è l'eleganza della persona, che sì, in questi casi c'è anche come dire, un fascino dei tessuti, un panneggio piuttosto prezioso, il ventaglio, anche un'oggettistica in qualche modo precisa, esatta, ma c'è l'eleganza anche, non dico del povero, ma del pescatore, che ha un corpo quasi, direi quasi nudo, con un panno assolutamente semplice, quotidiano. È un'eleganza interiore, una parola che forse ho usato ma mi appartiene e mi interessa, insomma. Un'eleganza interiore che implica una concentrazione nello stare, insomma, con sé e con gli altri. E questa eleganza viene rimandata alla sensualità. E qui un secondo, perché mi preme dire come si possa esprimere la sensualità, anche una brezza di erotismo, senza cadere nella retorica della volgarità, che mi sembra proprio che in questi ultimi tempi, non proprio ultimi, ma insomma ci stia tempestando. E quanto è bello a noi vivere l'eleganza sensuale ogni giorno, anche nel quotidiano, insomma, senza slabbrarci nello spalancamento della volgarità. Il quarto occhiello è direi invece il bulbo di tutta la ricerca artistica, l'identità terranea, mediterranea. Allora subito aggettivi come calore, colore, ma si vedono subito il mare che inizia bluastro, impetuoso con onde e poi lentamente va quietandosi, perché è un po' il correlativo oggettivo dell'intimità della persona. Vorrei invece farvi notare questa identità nell'occhio, e vi inviterei proprio poi a passare nelle altre stanze osservando, partendo proprio dall'occhio, dai primi occhi che Maria ha disegnato, e sono occhi che hanno una pupilla, come abbiamo detto, allarmata, spalancata, con un colore assolutamente di terra, marrone, nero. Con gli anni questo colore addirittura assume la liquidità marina e diventa dall'azzurro al blu al verde. E direi a quella persona a cui è cara l'arte di Maria che questo magnetismo in realtà viene fuori, sì, ma da un occhio che innanzitutto si allunga come proprio dell'occhiello mediterraneo, dello sguardo, ma non ha un occhio, questo sguardo limpido. Se voi vedete, questa pupilla è talmente dilatata che in realtà non è piena in sé,
ha un colore interno la persona. Basta che si guardano queste donne, ecco, molte delle quali, ripeto, poi con gli anni l'80% di queste pupille assumerà questo mare dentro, non c'è più bisogno allora di descrivere il mare fuori. Il mare è entrato nel corpo della persona, ha sciolto i grumi e viene fuori dagli occhi, che hanno questa dilatazione. A me ricorda molto quando andiamo alla visita oculistica e ci mettono le goccine e ci dilatano proprio la vista, non riusciamo più a vedere né dettagli né nulla. Ecco, però qui ho semplificato, ma vorrei dire appunto che mi preme, perché questo mare è dentro, e mare è anche amare. Ecco, e questa è tre quarti di una parola che ha fondato il verbo credere di Maria Cammara e la sua opera poetica. Ecco, l'ultimo occhiello è un occhiello molto particolare che viene fuori da me, che non dico da 50 anni lavoro la parola, ma insomma assolutamente 37 sicuramente. Come non ho visto uno sguardo limpido e preciso, ma questo guardare il mondo da dentro, non ho visto nella relazione tra le donne e tra le persone, poi lo vedrete anche nei vari caffè, insomma, perché c'è questa evoluzione dall'aperto al chiuso, nei caffè, nei teatri, eccetera, in cui però questa mediterraneità continua, permane, si evolve, ma diciamo comunque canta attraverso il corpo delle persone. Non ho visto un corpo che parla con una parola precisa, cioè c'è una coniugazione con il creato e le creature, ci sono persone, per esempio potete vedere queste due donne o addirittura queste, ma non si parla più, come se la parola non fosse necessaria. Eppure io sento la sonorità che viene fuori da questi quadri, che è una sonorità non di parola precisa, ma del respiro, questo star bene con sé e con l'altra. Quando c'è ormai una sintonia, guardate queste due donne, ed è giusta la citazione di Gauguin, dove la parola è un linguaggio ormai non verbale, è un linguaggio di sintonia, di armonia, e questa armonia, e credo che questo sia, come dire, l'apprezzamento anche di un pubblico non colto, questa armonia viene fuori dai colori, ma viene fuori anche dall'emanazione delle figure, così come tu le hai in qualche modo sentite dentro di te e poi proiettate fuori. L'armonia del sé e l'armonia dello stare al mondo. E con queste ultime parole vorrei intanto invitare me stessa, ma anche invitare voi, di apprendere questa lezione, cioè di perseguire, malgrado tutti e malgrado tutto, l'armonia dell'io e la creatività dell'io, così come Maria.